il 28 giugno la Regione ha emanato una diffida per imporre ad Acciaierie Arvedi una riduzione della produzione. A seguito di questa diffida Arvedi ha mandato 2 lettere alla Giunta, la prima del 10 luglio 2017 in cui denunciava difficoltà tecniche sulla regolarità della marcia e sulla vita residua dell'impianto, chiedendo di procedere in termini risolutivi di quanto imposto dalla diffida, e l'ultima, abbiamo saputo la notizia a mezzo stampa, verso metà di ottobre. Nell'ultima addirittura si richiama sempre la non economicità dell'attività dello stabilimento e addirittura c'è la minaccia di non proseguire la produzione dopo la manutenzione straordinaria dell'altoforno se non saranno tolti i vincoli imposti all'impianto dalla diffida. A seguito di queste 2 lettere noi non abbiamo né notizia della posizione ufficiale della Giunta rispetto a queste lettere, né notizia del rispetto della diffida da parte della proprietà. Chiediamo quindi all'assessore competente qual è la posizione della Giunta anche alla luce del rispetto o meno dei parametri della diffida. Grazie. Do la parola quindi all'assessore Vito, prego. Allora, pregiatissimo consigliere, si precisa che a seguito del superamento del valore obiettivo per le polveri stabilito dal decreto 96 del 2016, con decreto di diffida numero 1998 del 2017, l'amministrazione regionale ha imposto a Acciaierie Arvedi SpA di A contenere in 290 il numero massimo di colate mensili, B limitare la marcia dell'altoforno entro le 34.000 tonnellate mensili e C limitare la produzione di coque a quella strettamente funzionale alla produzione di ghisa. La società dal 1 luglio ha ridotto la produzione di ghisa e altoforno come imposto dalla diffida, mentre con riferimento al numero delle colate mensili si è ritenuto, assieme ad ARPA, che un numero maggiore di colate di minor durata permetta un miglioramento delle prestazioni ambientali dell'impianto ed una conseguente riduzione delle emissioni. Con nota del 13 ottobre 2017, inviata al servizio tecnico competente, Acciaierie Arvedi SpA ha dichiarato che gli importanti interventi impiantistici realizzati, ed in particolare la sostituzione della bocca di carica dell'altoforno, ritenuta anche da ARPA una misura influente sulle ricadute di polveri, fanno ragionevolmente ritenere che alla ripartenza dell'altoforno e di tutta l'area a caldo si raggiunga da subito il rispetto dei valori obiettivo previsti dall'AIA. Con la medesima nota la società ha richiesto pertanto la revoca del succitato provvedimento di diffida. Il servizio competente sta predisponendo la risposta da Acciaierie Arvedi, con la quale si precisa che è necessario acquisire la certezza che gli interventi realizzati garantiscano il rispetto dei valori obiettivi stabiliti dal decreto AIA e che pertanto il superamento della limitazione della marcia dell'altoforno e della marcia della cokeria potrà avvenire solo al formale accertamento da parte della Regione del rispetto del valore obiettivo attraverso i valori rilevati in autocontrollo dalle aziende e quelli rilevati da ARPA nel processo di validazione. Grazie Assessore. La parola al consigliere Ussai, interrogante. Grazie Assessore. Quindi lei mi sta dicendo che in realtà la proprietà non ha rispettato quella che era la diffida e che ha chiesto di sì, perché cito testualmente la lettera della direzione, dice mentre il limite imposto era quello di 290 colate mensili, loro nel mese di luglio hanno fatto 344. Non solo, ma la direzione, da quanto mi dice l'assessore, ha deciso, e non capisco in base a cosa, in maniera arbitraria e unilaterale, dato che i parametri stabiliti dall'AIA sono stati fatti attraverso una conferenza di servizi, di concedere questa nuova organizzazione con più colate di durata minore. Per cui, nonostante le sue affermazioni continue, da quando è stata rilasciata un'AIA decennale a uno stabilimento che sta su con lo scotch, sulla necessità di rispettare le prescrizioni dell'AIA, mi sta dicendo che sono state modificate le prescrizioni dell'AIA in maniera unilaterale dalla direzione e che è stato avallato appunto dalla direzione e anche, a quanto sembra, dal rapporto dell'ARPA. Ecco, visto che mi fa piacere che non è stata ancora tolta la diffida per quanto riguarda il limite di produzione delle tonnellate mensili, però io credo che sia intollerabile continuare ad adeguarsi a quello che chiede la proprietà e le chiedo urgentemente, proprio per superare questa criticità, di attuare un nuovo protocollo, di un nuovo accordo di programma
per cercare di integrare la zona della Ferriera con lo sviluppo del porto, che è l'unico modo per superare l'area caldo, è l'unico modo per superare le criticità, e finirla di prendere tempo prendendo anche in giro i cittadini. Grazie. Bene.